Ciao e bentrovati! Finite le feste natalizie si inizia a preparare i dolci fritti, quelli carnevaleschi, e oggi preparo le origliette sarde, dolce tipico di carnevale, buonissime, e si inizia a friggere. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare questo dolce buonissimo sono 400 g di semola rimacinata di grano duro e 100 g di farina 00, 4 uova intere, la scorza grattugiata di 2 limoni biologici, un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito per dolci, lievito chimico, 30 g di zucchero semolato e 50 g di strutto. Inizio subito mescolando le due farine insieme allo zucchero, al lievito per dolci e al sale, insomma tutti gli ingredienti asciutti in polvere. Aggiungo la scorza di limone e le uova. Lavoriamo molto bene. Aggiungo anche lo strutto e inizio a lavorare bene. Dobbiamo avere un impasto bello liscio che poi andrà tirata la sfoglia con la sfogliatrice, quindi lavoriamo bene. Quando abbiamo lavorato l'impasto un po' dentro la ciotola e siamo riusciti a raggruppare tutto, lo possiamo portare sul tavolo da lavoro e impastiamo ancora. Una volta che l'impasto è ben lavorato, lo vado a mettere dentro una busta da congelatore, lo chiudo bene e lo lascio riposare per una mezz'oretta. Trascorsa la mezz'ora riprendo l'impasto. Ho preparato qua una tovaglia dove andrò ad appoggiare le origliette una volta pronte. Prendo l'impasto e lo taglio a fette, perché poi andremo a tirare con la sfogliatrice. Mettiamo tutto da parte, intanto ne prendiamo un pezzo. Lo tiro leggermente con un mattarello. Dopodiché vado a passarlo diverse volte nella sfogliatrice in modo che si lavori ancora un po'. Inizio a tirare la sfoglia partendo dalla tacchetta più larga e man mano vado ad assottigliare sempre di più. Una volta aver tirato tutte le sfoglie con uno spessore di circa 1 millimetro, andiamo a dare forma alle origliette. Usiamo una rondella tagliapasta, io uso quella tipica sarda, che ha dei decori un po' più particolari. E iniziamo subito a tagliare le origliette. Darò alle origliette una larghezza di circa 2,5 cm. Tolgo l'eccesso, la parte un po' più frastagliata, e inizio a tagliare le mie origliette.
Dopo aver dato forma alle origliette, prepariamo per andare a friggerle. Ho preparato una pentola con abbondante olio di semi. Adesso iniziamo a friggere perché l'olio dovrebbe essere caldo. Vado a immergere nell'olio 2-3 origliette, non di più, in modo che così riusciamo a girarle più facilmente e controllare la loro cottura. Giriamole con dei bastoncini, cuociono veramente in pochi secondi. L'olio è ben caldo, magari abbassiamo un po' se dovesse essere troppo bollente. Questa si è aperta, non era ben chiusa. E iniziamo a tirarle fuori dall'olio man mano che sono pronte e le vado a portare su un vassoio con della carta assorbente. Quando le origliette sono pronte, o si spolverano con lo zucchero a velo prima di essere gustate o altrimenti si conservano così. Solo al momento di servirle si prepara una sorta di bagna con dell'acqua, miele e scorza d'arancia. Dopo sotto in descrizione vi lascerò le dosi. Io preferisco gustarle con lo zucchero a velo. Le mie origliette sono pronte, in casa c'è profumo di carnevale, mi riporta indietro nel tempo.